A gran voce si alza, come dire, il grido di chi ogni giorno si trova a fronteggiare una sanità che non dà più le risposte, ma le risposte basilari. Stiamo parlando di mancanza di medici di base, mancanza di posti nelle RSA, dover aspettare mesi e mesi una visita specialistica. Quindi le persone si stanno rendendo conto che o hai la possibilità di pagare di tasca tua i servizi, altrimenti rinunci alle cure, e questo non è accettabile. Da Campo San Piero a Piove di Sacco, da Cittadella a Schiavonia, al centro, gli ospedali Sant'Antonio e l'azienda ospedaliera di Padova, è stata una mobilitazione su tutto il territorio, quella del Partito Democratico in difesa della sanità pubblica. Volantinaggio e ascolto davanti ai punti ospedalieri. Basta tagli alla sanità pubblica che favoriscono quella privata che non tutti possono permettersi, spiega la segretaria provinciale Dem Sabrina Doni. E noi come comunità democratica non ci giriamo dall'altra parte, e soprattutto anche diciamo di chi sono gran parte di queste responsabilità, che hanno un nome e un cognome: Regione Veneto, perché l'autonomia tanto decantata dal centrodestra e dalla Lega è una autonomia che già la Regione Veneto ha in tema di sanità. Carenza di medici di medicina generale, liste d'attesa a discapito di una medicina del territorio che vede grosse difficoltà anche per accedere alle strutture per anziani non autosufficienti, denuncia il PD, che non ferma la mobilitazione. Il Partito Democratico chiede più cose, sicuramente stanziare più fondi e una programmazione seria che tenga in conto di tutti i fronti della sanità, perché quello a cui noi assistiamo è un perdere pezzi su tutti i fronti, dai medici di medicina generale alle strutture sanitarie, la mancanza di programmazione puntuale nei territori, e questo è un problema che i cittadini vedono. È notizia di questi giorni un primato sugli accessi al pronto soccorso, a quelle cure a pagamento, che poi alla fine è l'unica voce su cui si riesce a far cassa da parte delle strutture della sanità regionale. Questa è una cosa grave, ma è una cosa che è indice del fatto che non si trovano risposte nella sanità che si può programmare. Allora si corre ai pronti soccorsi e si intasano di codici bianchi.